Da oggi come primo obiettivo c'era la vittoria, anche perché vedendo i risultati delle partite precedenti non c'era altro da fare, c'era soltanto un risultato che dovevamo venirci a prendere fuori casa e così è stato. Dalla nostra parte c'era lo stimolo di come è andata la partita nel girone di andata, dove perdemmo un po', secondo me, in modo severo e non meritato, ne prendemmo ben 7, quindi per questa squadra che ha, secondo me, degli ottimi valori morali, degli ottimi valori umani, sapevo che questa partita sicuramente non la sbagliavamo, ed infatti così è stato. Dopo 5 minuti un attimino di assestamento, poi non c'è stata più partita, la voglia, la cattiveria e la grinta che abbiamo messo è stata superiore alla loro, e quindi il risultato è più che giusto. Prendo soltanto in considerazione che in 3 minuti abbiamo subito 3 gol, e quello è un fattore semplicemente mentale di chi stava in campo, dei 12-13 che eravamo in quella partita, e di nessun altro. Non c'è stato tatticismo, non c'è stata nessun'altra cosa, soltanto quello di aver spento il cervello per 3 minuti, e poi nel momento in cui l'abbiamo riacceso non c'è stata più la possibilità di recuperarla, perché è finita la partita. Quindi tatticamente ormai con il mister Puri abbiamo trovato una situazione tattica molto importante, una situazione tattica che oltre a giocare le partite ci divertiamo anche, corriamo tutti, quindi bene così, avanti così. Un solo obiettivo è quello dei playoff, e sicuramente ce lo andremo a prendere. Ma mi viene da ridere perché il presidente stesso dice anche che non mantengo mai una promessa, quindi fa poco affidamento questa cosa. Ma sì, è una promessa fatta e stiamo lavorando, non solo io, tutto il gruppo, i convocati e non, il mister Fabrizio Puri, per cercare di arrivare a questo obiettivo, perché penso che è una società che si merita questi playoff, una società che fa questa lega in modo non serio di più, perché è una società che io conosco anche quando militavo in altre squadre, è una società che punta tutto nella lealtà, punta tutto nella serietà, ed è una società che quindi non può altro che meritare i playoff. Noi in campo nello stesso tempo stiamo dando l'anima perché possiamo portare ad arrivare questa squadra, questa maglia nei playoff, anche perché non posso negare il fatto che a 35 anni, quando nel bene o nel male vedo che il pallone pian piano si sgonfia, a me piacciono giocare le partite secche, piacciono giocare i playoff, e quindi non si può fare altro che lavorare per poter arrivare a questo unico obiettivo che abbiamo, e ripeto, sicuramente ce lo andremo a prendere. Ringraziamo e facciamo i complimenti a Luca Cichella, capitano della Roma Calcio 8. Crepi, grazie a voi.